Presidente, un passo indietro oggi, insomma, poteva essere una gara che vi poteva dare la spinta per avvicinarvi alle zone nobili della classifica. Abbiamo incontrato una grande squadra, San Cesare ha dimostrato di meritare il terzo posto, è stata una delle più belle squadre che è arrivata qua. Noi nettamente sottotono oggi, brutta partita, brutta squadra, non sono contento, ma però le partite sono queste, continuiamo a fare un campionato al contrario, si va fuori, si fanno le grandi partite in casa davanti al nostro pubblico che continua ormai a aspettare da 2 mesi e mezzo questa vittoria che non arriva, il calcio è anche questo. È parta la sessione di mercato, vi muoverete, sono partiti un po' di giocatori, cosa farete? Rientriamo subito sul mercato, in ogni caso c'eravamo già, adesso ancora più di prima perché davanti abbiamo bisogno veramente di altra musica. Oggi mancava Cappai e questa squadra perde quasi il 40% della sua forza. Sicuramente torneremo sul mercato prepotentemente in settimana. La classifica è corta, insomma, tutto è possibile ancora. Sì, tutto è possibile, però ci stiamo giocando il campionato in casa ed è un paradosso. Noi oggi perdiamo dopo quasi 3 anni in casa e perdiamo male, potevamo perdere ancora, forse ancora peggio, perché con un risultato anche più tondo, perché il San Cesare ha meritato la vittoria, niente da dire, e noi oggi eravamo un'altra squadra, continuiamo ad andare a corrente alternata, troveremo immediatamente dei provvedimenti perché questo campionato abbiamo detto di esserci, ci saremo anche noi. La seconda parte del campionato sicuramente cambierà per tante squadre perché squadre che si rinforzano, squadre che mollano, noi non abbiamo nessun interesse di mollare, ma sì che dico che vedremo un'altra squadra, cercheremo di andare a Arzachena e dimenticare subito questa brutta partita.